ai visitatori proponiamo la realtà delle cose, ovvero proponiamo proprio ciò che emerge dalla produzione artigianale della Sardegna, senza bugie, senza in qualche modo raccontare ciò che non è, ma la realtà vera delle cose, la sua evoluzione, il suo percorso di cambiamento che avviene quando le realtà vere e vive persistono. Non si rimane mai uguale a se stessi, si cambia sempre, si invecchia sempre, si ringiovanisce, e questo fa l'artigianato sardo, che è vivo, vegeto e si modifica nel tempo. Qui c'è Samugheo, e Samugheo, essendo in Sardegna, in qualche modo rappresenta in maniera ideale anche questo modello, se vogliamo, anche economico, che è tuttora vincente. Non bisogna dire che l'artigianato in qualche modo rappresenta il passato, ma rappresenta un'opportunità per il futuro. È un modello economico, è un modello sociale, è un modello di lavoro che non ha avuto bisogno in questi anni neanche troppo dell'intervento della politica o comunque delle istituzioni, ma persiste da lavoro, da dignità e da identità alle comunità della Sardegna.